Bene le parole del presidente Draghi sulle carceri, adesso si assicuri continuità e concretezza. Queste le parole dichiarate da Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA Polizia Penitenziari, commentando le parole pronunciate dal premier Draghi a Montecitorio. Abbiamo molto apprezzato le dichiarazioni del presidente Draghi durante la replica alla discussione generale sulla fiducia alla Camera dei Deputati, laddove ha tra l'altro sottolineato che non dovrà essere trascurata la condizione di tutti coloro che lavorano e vivono nelle carceri. Adesso occorre però assicurare continuità e concretezza alla gestione penitenziaria e devono essere intrapresi percorsi straordinari per adeguare gli organici del corpo della polizia penitenziaria e fermare le tante aggressioni che ci sono agli operatori. Il responsabile della UILPA Penitenziari ricorda che entro 90 giorni dal voto di fiducia l'esecutivo dovrà deliberare sulla conferma o meno dei vertici dei vari dipartimenti. Proseguendo, le carceri, così come gli istituti penali per minorenni e l'esecuzione penale esterna, non possono rispondere alle logiche di spoil system, ma necessitano di progettualità, programmazione, pragmatismo e non ultima responsabilità che solo la continuità può garantire. Non confermare i vertici con quello del Dipartimento dell'Amministrazione della Polizia Penitenziaria in carica da soli 9 mesi, dopo le rivolte di marzo e le polemiche sulle scarcerazioni seguite dalle dimissioni di Basentini, sarebbe illogico e deleterio e si tradurrebbe con rimettere in discussione quanto sinora di buono realizzato e pianificato col dover ricominciare nuovamente dal capo. Il capo del DAP, continua il comunicato stampa, Bernardo Petralia, con la sua squadra, sin dal proprio insediamento si è dimostrato aperto al dialogo con le organizzazioni sindacali e soprattutto propenso a recepirne, almeno sotto il profilo progettuale, le rivendicazioni, le istanze, tante che molte di esse sono entrate a far parte del documento di programmazione generale per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023, documento che per la prima volta è stato reso pubblico, andando così a tracciare una rotta che dovrà orientare lo stesso capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, laddove ogni scarto ne cristallizzerebbe un possibile insuccesso. Avvicendarlo vorrebbe dire rimettere tutto in discussione e sollevare delle responsabilità rispetto a quel programma, il nuovo incaricato, ma soprattutto scaraventerebbe per l'ennesima volta nell'incertezza le carceri e una delle forze di polizia del Paese. Il comunicato stampa conclude: invitiamo pertanto la neoministra Cartabia, di cui si conosce la particolare sensibilità in tema di politiche carcerarie e di esecuzione penale, il presidente Draghi e tutto il neogoverno, ai quali rivolgiamo gli auspici di buon lavoro nell'interesse del Paese, a confermare con l'urgenza che la delicatezza degli affari a cui presiedono richiede i vertici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.